noi abbiamo il piano sociosanitario 2012 che è chiaro, lo vogliamo rispettare, adesso verrà rinnovato appena dopo il bilancio e quindi la legge di stabilità in regione si rifarà il piano sociosanitario, ma dico anche che la nostra sanità è ancora numero uno e siamo bravi nelle cure, l'età media è più alta a livello in Italia con 83 anni e 2 mesi, prova ne sia che per il referendum qualcuno ha detto che bisognava votare sì perché ci sono regioni nella quale si vive 4 anni di meno che in Veneto. Sarà bene che in Veneto muoiano 4 anni prima o che stimolino queste regioni a far vivere 4 anni di più i loro cittadini? I posti letto mancanti secondo le stime della CGIL di Padova? I posti letto noi diamo sempre con massimo rispetto corso al nostro piano sociosanitario. Dopodiché voglio anche ricordare che sta cambiando il mondo nella sanità. Il futuro non è quello di avere tanti letti, ma di avere cure all'avanguardia. Faccio un esempio. Un'ernia inguinale 20 anni fa veniva curata e operata con 7 giorni di letto d'ospedale. Oggi un'ernia inguinale si fa con 4 ore di ospedale e poi vai a casa. Se avessimo programmato i letti con la visione di 20 anni fa, oggi saremmo pieni di letti e magari con chirurghi che non fanno pratiche operatorie di qualità.